Abbiamo un ospite fondamentale, cioè colui che ci ospita questa sera. Se cercate una persona piccola, non guardate lui. Se cercate una persona enorme, anche nelle mille iniziative che fa, beh, lui è il proprietario di casa. Grazie a Samuel Sartoni che ci sta ospitando qui nella sua meravigliosa location nuova, questa Matti Pessetti. Devo dire che ho seguito tutte le avventure durante l'estate di questa pagina Facebook dove c'era avuto Matti Pessetti, è davvero molto bello e penso che sia anche molto buono, poi noi lo scopriremo perché avevo voglia di cenare insieme in compagnia dopo esserci gustati non uno, non due, ma ben 8 incontri di box questa sera, di box ufficiale, valevole ovviamente della AIBA Box, ok? AIBA Open Boxing, così è l'acronimo di quello che vedremo, quindi pugilato che entrerà nel cartellino dei singoli atleti, ma perché questa è una serata ufficiale, io non mi sono ancora presentato, quindi buonasera a tutti da Enrico Barasciutti e siamo pronti per andare a salutare colei che reggerà le fila del comitato, per cui per questa sera il commissario di riunione, la signora Gemma Della Vedova, coordinatrice degli arbitri Lorenzo Zanin, Radu Rotaru, Denis Incanuti, Marco Zanatta e Damiano Casinato. Salutiamo e ringraziamo, è presente con noi il vicepresidente del Comitato Regionale Veneto della Federazione Pugilistica Italiana, il signor Ilario Finotti, grazie, buonasera, ben arrivato. Salutiamo e ringraziamo i nostri cronometristi, il signor Thomas Capuzzo e Gianni Ragazzi, e tra poco andremo a salutare anche il dottor Giorgio Fabrizio Monari, insieme ai volontari della Croce Rossa Italiana di Due Carrare. Come di consueto diciamo, speriamo che voi possiate godere dello spettacolo senza aver bisogno di entrare mai in servizio. Ringraziamo colui il quale ci mette la musica, ci alza la voce, ci consente di essere sempre presenti con voi, ovvero Revolution Video. Tutto questo per dirvi che pochi minuti inizieremo in quello che è la ripresa ufficiale delle attività all'aperto, e davvero con grandissimo piacere dopo questo periodo un po' particolare, non occorre aggiungere altro, non occorre aggiungere dettagli, che vedrà coinvolte questa sera delle palestre che arrivano anche da Pesaro, e quindi non soltanto palestre vicine ma anche palestre insomma un po' più lontane, quindi vogliamo ringraziare e salutare ovviamente gli amici della Mapuche Team, in particolare il maestro Gabriel Valenzuela, gli amici della Cuba Box, il maestro Iesici Solano, gli amici della Numerica, quindi il maestro Giuliano Capuzzo, gli amici della Box Caloi, quindi il signor Ottavio Caloi, e appunto vi dicevo in chiusura di serata avremo la palestra che arriva da più lontano, la pubblicità che arriva da più lontano perché arriva da Pesaro, dalla Felix Box. Tutto questo per dirvi che 16 saranno i protagonisti che tra poco inizieranno a calcare questo palcoscenico, perché alla fine il ring è un palcoscenico. A voi viene chiesta l'attenzione e il tifo, a tutti noi ovviamente la grande passione per il pugilato, che andrà a essere anche celebrata con alcune targhe in ricordo, e soprattutto più che in ricordo, in celebrazione appunto di alcuni campioni che Box Albignasico può, come dire, avvantare e ammantare al proprio parterre del Roi. Ovviamente tutto questo è possibile grazie anche ed esclusivamente al contributo non soltanto della Box Albignasico ma degli sponsor che seguono questa serata. Abbiamo già salutato Samuel Sartori e continuiamo a salutare un'altra delle tante attività poliedriche di questo uomo, perché abbiamo la Sartori Medical Wellness, l'evoluzione del benessere. Sartori Medical Wellness è un centro, una serie di Padova, che opera nel campo del benessere e della salute. Innovativo e accogliente, Sartori Medical Wellness al suo interno 3 aree, la palestra, per tutti coloro che vogliono allenarsi in questo moderno, da personal trainer preparati, la fisioterapia, perché la Sartori Medical Wellness è specializzata in ambito riabilitativo e fisioterapico, con tecnologie di ultima generazione e professionisti di esperienza certificata, e la medicina estetica, medici specialisti che guidano verso il miglioramento della propria immagine con trattamenti su misura. Tutto questo è Sartori Medical Wellness, l'evoluzione del benessere, ovviamente uno dei main sponsor di questa riunione, di questa serata, ma è giusto, come dire, ricordare anche tutela e risarcimento infortunistica a Padova,
con un'esperienza ventennale alle spalle, tutela dell'esercimento, assiste coloro i quali a seguito di un incidente stradale sul lavoro o un infortunio sportivo di qualsiasi altro genere hanno diritto ad ottenere un risarcimento. È presente nel territorio di Albignasego, avvalendosi di un ufficio amministrativo per la gestione delle pratiche e di un ambulatorio medico collegato che permette all'agenzia di anticipare, oltre che le spese legali, anche quelle sanitarie. Questi sono i primi due che vogliamo salutare, ma ovviamente la serata sarà abbastanza lunga da consentirci di salutare anche gli altri numerosi sponsor che vogliono affiancare questo 10 settembre 2021 ufficialmente Matti Pezzetti Box Off the Box, Box Out of the Box, e quindi siamo pronti per iniziare. Possiamo far alzare leggermente la musica e convocare qui tutti quelli che sono i principali atleti di questa riunione. Abbiamo deciso di partire senza la consueta presentazione delle squadre perché giustamente i tempi stringono. E a questo punto musica maestro, qualche istante e partiamo. Che è il vostro canale? Vedo tutto attaccato, infatti vedi già la live. Siamo già live. Prego. E rendiamo merito giustamente al cognome nero del mio amico Giuliano, giustamente perché questa sera l'ho ribattezzato Capuzzo, invece è Giuliano Nardello, giustamente, nostro amico della New Bellica. Tra l'altro vi dico anche che l'uomo capace di montare i ring e non soltanto ovunque, non si può parlare la mascherina, che bisogna togliere, si va con la nebbia, vedi è colpa della mascherina, poi si annebia il cervello, non funziona più nulla. Va bene, allora come vi dicevo il pugilato è una realtà che può essere vissuta a qualsiasi età o quasi, nel senso che può essere praticata dai giovanissimi, anche i nuovi proprietari di casa vedo con noi, questo mi fa molto piacere. Buonasera, bentrovati a tutti, faccio un saluto così a tutti quelli che partecipano alla palestra, tipo Alberto, così tanto per dirne uno, ma non sentono, fuori lì non arriva il messaggio. E sì che il volume c'è, perché sono sicuro che è distratto. È un uomo che sta amando quello che sta per arrivare sul piatto, per cui insomma penso che la cena sarà particolarmente piacevole. Ha già bevuto abbondantemente, c'è un laghetto che si è svuotato, colpa tua? Ah, non so capito, va bene. Detto questo, vi dicevo che il pugilato si può vivere fin dalla quasi più tenera età, in realtà poi è proprio quando si inizia da bambini che si ottengono i migliori risultati, come avremo modo di poter testimoniare più tardi, testimonieremo anche proprio i risultati internazionali. Tra questi, certamente, quelli che andiamo a chiamare per primi saranno due atlete, e questo a dimostrazione di come la box possa essere fatta assolutamente con grandissimo merito e con grandissimo successo da quello che viene definito il gentil sesso, ma che in realtà ha ottenuto, per esempio in queste Olimpiadi, niente un po' di meno che il bronzo. Quindi un bel applauso per Irma Testa, secondo me ci sta tutto, perché da buoni italiani un bel applauso per Irma Testa, ci sta tutto, visto che poi insomma ci sarà qualcuno che magari prima o poi combatterà con Irma Testa, chi lo sa, se lo stiamo costruendo. Io, se siete tutti pronti, andrei a chiamare in primis l'arbitro, il signor Lorenzo Zanin, che sale sul ring, accolto dall'applauso, essendo la prima volta che sale tra le 16 corde. Vi garantisco che potete applaudire anche di più, al massimo ammazzate qualche zanzara, non di più. E andiamo allora a chiamare all'angolo blu, portabandiera dei colori della Mapuche Team, quindi con il maestro Gabriel Valenzuela. Accogliamo con un grande sorriso, un grande applauso Camilla Cusin. E colei che invece apre con i colori ufficiali della box Albignasego all'angolo rosso, immagine accompagnata, certamente sì, da Manuel Tacchetto, pronta a salire all'angolo rosso Antonia Florio Martina.
Queste due ragazze sono giovanissime, sono due schoolgirl, sono due scriccioli, potremmo definirle così perché hanno il peso 42 kg, combatteranno sulla distanza delle 3 riprese da 1 minuto e mezzo, 3 riprese da 1 minuto e mezzo, lo ricordo i nostri crono, e addirittura con l'effetto ghiaccio secco, con il fumo che inizia e la musica che sale, perché non c'è problema, al massimo possiamo tranquillamente dire che ascolteranno solo questo. Tutti con la mascherina, tutti con la distanza di 1 metro, ci proviamo quantomeno. 3 riprese da 1 minuto e mezzo, arbitra il signor Lorenzo Zanin. Vengono chiamate al centro ring queste due giovanissime, vi ricordo Camilla Cosina, angolo blu, Mapuche Team, e Antonio Claudia Martina, angolo rosso, box Aldignasico. Le ultime raccomandazioni da parte dell'arbitro, il quale deve alzare la voce perché ovviamente è sotto mascherina anche lui. Tutto pronto per il primo minuto e mezzo, i primi 90 secondi della prima ripresa delle 3 che seguiranno a questo primo incontro. Ultimi controlli da parte dell'arbitro che va a controllare. Ah, ok, ovviamente viene controllata il fatto che si veda bene la cintura in modo tale da poter definire quelli che fossero gli involontari, immaginiamo, colpi sotto cintura, e quindi ufficialmente pronti. Prima ripresa. Dai Martina! No, Marti, non regalare da lontano così quel destro! Ancora! Dai! Dai Marti! Tieni su quella mano! Dai, da lontano! Esci quando si attacca così! Esci, ripresa, con sinistra! Colpisci a sinistra! Marti, colpisci a sinistra! Marti, si vede! Sulle mani! Dai, girati! Dai, forte! Dai, Marti! Guarda Franco, vieni qua Franco. Faccia vedi così. Vai. Fuori sotto! Vai! Attimo scusa, sei insegnante. Buono così! Ancora con questa! Franco lo dico, guarda sempre sei in collegio di Vai via adesso! E riprendila! Ancora lì! Su le mani, brava! Ancora! Vai! Non regalare quel destro! Dai Camilla, dai! Tira con le mani su! Questo è il gong che chiude la prima ripresa e io posso solo ringraziarvi perché siete stati in assoluto silenzio e avete seguito con concentrazione il primo minuto e mezzo di questa prima ripresa tra queste due schoolgirl. Pensate che entrambe sono nate nel 2007 e in questo caso possiamo dirlo senza svelare nessun segreto, ovviamente stiamo mancando di rispetto nei confronti di queste due giovanissime, ne siamo solo ammirati e quindi davvero congratulazioni per questi 90 secondi, questi primi 90 secondi che vanno ad aprire Box Out of the Box. È andata giù a Ferrara anche tua figlia ieri, no? Fuori i secondi
Sei andata anche tu? No, io lavoro. Magari potessi seguirla. La Chiara è andata? È andata la Chiara? È perché noi a Ferrara abbiamo Inizia la seconda ripresa. Sono partite alle 8, Ferma secondo me. Come non l'ha aperto? Non è obbligatorio. ma se Ma se il perimetro. Vai ancora! Dai ancora! Sì! Mamma mia! Dai ancora! Vai tu! Una ragazzita chi davanti? Di là, guarda, Sì, te là. Dai Marti, andiamo su. Vai lì là! A me che guardi. Dai Martina! Commissari, esci a sinistra! Vai a Fidato se ne va. Sì, la mia affiliata. Dai Marella! Lavora che è quasi finita! Vai Camilla, dai! Dai, ancora! Sì! Dai Marti! Su le mani! Apri! Vai tu! Bravissimo, brava! Questo è il gong che chiude la seconda ripresa tra Camilla Cosin e Martina Antonio Florio. Poi i secondi. Non ho mai visto. Mai visto, no? Abbiamo visto che fermava dentro Inizia la terza e l'ultima ripresa. Questo primo incontro. Dai che è finita! Dai, è finita, forza! per quasi piccolo. No, pure al ponte a... Buono! 3x2, 3x2, 3x3, Se ti a Aba, sì, però poi sono rovino Dai Marti! dal sbagliato, sono solo su mano, perché poi poi la presenza, guarda, quello italiano e quello dell'europeo. Si chiama chiama Rovino, fammi la targhetta per piacere, Quello di fronte là con capitano. sì, su due nove, meno guarda, questa è una fatta da morte. E allora abbiamo fatto l'europeo, Carinari, ma si fa. Si chiama Ginevra, la casa di Virginia. Vero o no? Però sono le palle E questo è il gong che chiude la terza e l'ultima ripresa tra Camilla Cosin e Martina Antonio Florio. Io farei abbassare la musica e ascolterei il vostro applauso per queste due ragazze del 2007. Queste due schoolgirl che sono veramente state carissime da vedere e che ovviamente procedono con il loro lavoro di avvicinamento alla box. Questo è quanto Box Albignasego e ovviamente una Buccia Team stanno provvedendo proprio per far crescere delle piccole campionesse che verranno comunque premiate con una medaglia in ricordo di questa serata di questo 10 settembre 2021
Vengono raccolti i cartellini a bordo della ring e consegnati alla commissione di riunione, la quale è la sola a poter leggere il verdetto. Andiamo a chiamare al centro ring le due atlete. Di qua. Ok, e allora andiamo alla lettura del verdetto, scende la musica, questo primo incontro viene vinto ai punti dall'angolo blu, Camilla Cusin Mapuchekin, Gabriele Valenzuela, il suo maestro, e giustamente il maestro va ad abbracciare anche Martina Antania Florio, che esce non sconfitta. Ricordati Martina, non sconfitta, hai soltanto fatto esperienza, giusto in questo momento avere un po' di magone, perché è normale, perché non sarebbe giusto fosse il contrario, perché non può essere indifferente quando sai sul ring. Qualcuno ha perso un portacapelli, credo, e quindi si dice portacapelli, no? Qualcuno si portacapelli. Salutiamo anche l'assessore allo sport del comune di Armignasego, il nostro caro Gregory Bottin, che devo dire merita davvero aver fatto un sacco di cose per la box. E tra l'altro noi siamo ospiti questa sera di Terrazza Padovana, che non si può dire essere confinante, ma insomma è abbastanza vicina, e vorrei proprio salutare il sindaco, il signor Modesto Lazzarin del comune di Terrassa. Non so, penso che poi avremo modo di salutarlo anche di persona. Vengono sanificati e puniti giustamente i cordoni del ring in modo tale da poter continuare a rispettare per quanto possibile quelle che sono le disposizioni Covid, anti-Covid, e sicuramente la musica è più interessante di quello che posso dire io mentre aspetto di andare a chiamare i prossimi atleti. Cambieremo completamente genere ovviamente e soprattutto peso, andremo infatti a vivere insieme il prossimo incontro Elite seconda serie. Siete bravissimi ragazzi, apprezziamo tantissimo, ma è altrettanto vero che se continuate così in commissario di riunione vi chiamo per casa, perché ci sono delle mensole che avrebbero necessità di una pulizia e di igienizzazione, però possiamo dire che stanno facendo un lavoro meritorio di un applauso da parte del pubblico, perché faranno questa cosa 16 volte stasera, per cui poveretti. Dicevo che il commissario di riunione ha altre pretese. Dalla porretta no, quello non va ben pulire tutto, ma insomma. Ora che è tutto pronto possiamo andare a chiamare anche la seconda coppia di atleti, non prima di aver accolto sul ring, come di consueto, accolto dall'applauso del pubblico perché è la prima volta che sale sul ring, il nostro Dennis Incanuti, eccolo, il quale andrà a gestire la forza di influenza tra due pugili, questa volta arrivanti dalla Cuba Box per quanto riguarda l'angolo blu, accompagnato dal suo maestro Jesus Solano. Accogliamo Edoardo Bertin. Bertin, eccolo che arriva direttamente dalla Cuba Box, e invece accompagnato da Giuliano Nardello, e così non sbaglieremo, lo ripeteremo all'infinito, ovvero dalla New Bellica. All'angolo rosso è pronto a salire Goitan Kodra. Questa sera hanno deciso che mi danno €1 ogni volta che sbaglio un nome, per cui continuerò a lungo a sbagliare nomi, perché sta per salire all'angolo rosso Jonathan Kodra, ecco, per cui perdonaci se ti abbiamo chiamato in un modo diverso, ma ora non ce lo dimenticheremo più.
Sono entrambi atleti del 2001, sono elite seconda serie, entriamo in quella che è la distanza olimpica delle 3 riprese da 3 minuti, 64 kg, arbitra il signor Denis Incanuti. Vengono chiamati al centro ring i 2 atleti e tutto è pronto per ascoltare il gong che andrà ad aprire la prima ripresa, la prima delle 3 riprese per questo secondo incontro. Vai Edo, Inizia la prima ripresa. parti subito. Tu per primo. Eccolo. Schiva, bravo. Buona. Meglio. Muovi le gambe. Ma sapete cosa? I gatti sono prima. Per disinfettare, cioè sudare dopo. Ho paura del sì. Sei bagnato? Sei bagnato? Già spruzzato prima, spruzzato. È tutto bagnato il ring. Bisogna, è tutto scivoloso. È tutto Ma c'è carta, la giro, basta. Lui ha un coso, sempre da Poi, anche le politiche di comunità. c'è sempre Dentro quando va indietro, colpi diretti quando va indietro. Non buttare via colpi quando sei sicuro di colpire. Guarda che si butta per Madonna, mi sono persa col sugo. No, c'è un po' di Non so come guardare il sugo, ma... neanche io non ho visto quella merda. Non lo so. Io la testa c'ha a dirmina da contare. Vai Johnny! Testa! gira, Tu, sì. dentro la testa, occhi a che pentola che vengono passate qua. Portate il calcio lì. Termina la prima ripresa tra Edoardo Bertin e Jonathan Codra. Prima ripresa assolutamente intensa. Nell'ipotesi in cui Samuel non avesse abbastanza padelle in cucina, possiamo chiedere a queste stecche di ragazzi che stanno lanciandosi addosso veramente
padellate non indifferenti, per cui chissà che questo minuto serva loro per recuperare forza e energia, perché certamente è stato molto 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 forte questa prima ripresa. Fuori i secondi. Proprio da via la seconda ripresa, i prossimi 3 minuti. Inizia la seconda ripresa. Che sbrissia. Voi tronco, testa in tacco, ecco, e entra comandante. Vai Johnny! Vai! Vai montante e gira comandante. Gira. Uno, due. Via. Uno, due. Vai! Testa in tacco, poi destro. Subito! Ecco il gancio! Di nuovo! Fatti indietro! Dentro gancio, subito! Vai Johnny! Dai! Sotto! La vera sempre sopra! Con la stessa mano! Vai Edo, tienilo lì! Doppialo! Tienilo all'angolo! Vai! Tu! Tienilo lì! Vai avanti! Esci! Vai di nuovo ancora! Vai! Gira, fai venire lui, Vai tu! Vai Edo! Tienilo lì! Alle corde! Tienilo! Vai tu! Tienilo tu! Vai! Subito! Vai Edo! Vai! Sì! Bello quello! Vai! Tu ancora Edo! Sì! Bello gancio! Vai! Sotto! Tu! Switch, vai! Eccolo! Vai ancora! Tocca a te ora, Johnny, Sì! Ancora! Tu! La scaligera lì. Uno, due. Tu! Bravo, vai Edo! Sinistro! Tu! È montante! Apri la strada, dai! Eccolo! Vai split! Dai Johnny! 1-6! Sì! Bello! Vai tu! Johnny! 1-6! Vai a prendersi 6! Vai Edo! Eccolo, visto! Viene lui a prendere! Tu! 10 Edo! Dai! Prendilo! Vai Edo! Dai Johnny, vai, dai! Tu! Edo! Termina la seconda ripresa. Edoardo Bertin e Jonathan Cobra, rispettivamente Cuba Box angolo blu e New Berica angolo rosso. E corso funziona benissimo. Un pochino un pochino. Né la riserva, se pone Spinosa è quello che rifiuta il Spinosa. È quello che ha a fare con una Roma, però se vince la gara funzioni a Roma vuole le cazzo però mi fa però è Fuori i secondi. Casa, sotto Marina. Pronti ad arrivare alla terza ed ultima ripresa di questo secondo incontro in questo 10 settembre qui da Manchester. Inizia la terza ed ultima ripresa. Vai Edo subito! Tutto adesso! Era lui, 1-6! Vai!
Vai adesso, sì, sì! Vai, 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 vai Edo! Combo! Combo! Sì, vai, vai! Tu avanti, tu! Fallo! Sì, vai ancora, continua! Continua! Prendilo! Tu, jab, jab! Cioè dice jab, jab! Prima l'altro più morto, vedevo secondo. Lavorami sotto. Jab, jab! Dai Johnny! Vai Edo, jab, jab! Lavora sotto e sopra. Sì! Dai Johnny! Jab! Dai, forza, Sì! Johnny, dai! Dai che l'hai preso! Dai! Vai tu, gancio! Dai Johnny! Dai Johnny, Eccolo! Vai! via, via, via. Sì! Gancio! Eccolo. 1, 2. Sì! Dai Johnny! Tu! Vai Edo! Tranquillo, ora gira. Jab, vai jab! Fai venire lui. Jab, jab! Appena si avvicina, ecco. Eccolo, vai! Sì! Vai Edo! Sì! Vai col jab! Tienilo, vai! Ancora, gancio! Tu! Dai Johnny, dai! Tu vai! Dai, non mollare, dai! Sì, sì, ancora, continua, continua! Tu! Dai, dai! Tu! Dai Tu, Johnny! tienilo lì! Vai! Non andare indietro, vai! Vai, ancora! Vai, Jeb! Vai, Edo! Tu, testa! Spingi, vai! Eccolo! Giù la testa, tirali giù, è montante! Vai, vai! Tu, 10! 10! Tu, vai! Questo è il gong che chiude la terza ed ultima ripresa, questi 9 minuti. Tra Edoardo Bertin e Jonathan Codra. La terza l'ha fatta il primo Giù la musica e sull'applauso. o un pari o il tuo, un pari o il tuo. Molto molto bello. Questo è quanto vi abbiamo promesso. 8 incontri di grande box e devo dire che chi ben inizia è già a metà dell'opera perché abbiamo avuto modo di vedere gli Schoolgirl e adesso abbiamo modo di vedere questi due elite che con i loro 64 kg in realtà sembravano molto di più perché davvero notevoli. Complimenti ragazzi, avete fatto una bellissima esibizione, una bellissima prova. A prescindere da quello che vi avevo aver detto, è stato per essere consegnato nelle mani del commissario di riunione e verranno poi date in ricordo le medaglie di questa sera. Vai Edo! Guarda avanti. Vengono controllate le fasciature degli atleti, consegnati appunto i verdetti, anzi i cartellini al commissario di riunione, pronti allora alla lettura. E questo secondo incontro viene vinto ai punti dall'angolo rosso Jonathan Codra, New Bellica. Mi fa piacere sentire che l'applauso stia continuando anche per Edoardo Bertin della Kuma Box perché oggettivamente entrambi hanno fatto hanno dato seguito ad un bello spettacolo e a questo punto io colgo l'occasione di, essendo in realtà 6 gli sponsor principali, di andare a citare e leggere anche i successivi, per cui vorremmo ringraziare a nome ovviamente della Box Albignasego per l'organizzazione di questa
riunione di questo 10 settembre anche Lucen SNC, l'azienda Lucen SNC con esperienza ventennale dei fratelli Luciano e Inturbano, che ha sede operativa a Masera di Padova e sede legale a Lignano. È stata fondata i primi mesi del 1998 e opera nel settore della progettazione, dell'installazione e della manutenzione degli impianti elettrici, civili ed industriali. Installazione e manutenzione di impianti di climatizzazione con certificato F-Gas e installazione degli armi. L'azienda dispone di uno staff qualificato e fidato in materia da garantire al cliente un ottimo servizio. E vi coglie allora la possibilità di ricordare, oltre a Lucen SNC che trovate in via Enrico Bernardi 11 a Masera di Padova, anche Idea più SAS di Quaglio Franco, dai serramenti agli infissi, dai pezzi di arredamento al servizio di assistenza e riparazione, dal cambio di serrature, allineazioni e progetti su misura. Da oltre 10 anni Idea Più è l'azienda leader nel settore. Punti di forza, un lavoro artigianale, frutto di inventiva e di passione, capace di inventare e proporre soluzioni creative e originali, massima puntualità e precisione nel portare a termine a realizzare i progetti iniziati e in particolare l'effettività nel saper cogliere e interpretare le esigenze del cliente. Idea Più la trovata da Vignasio in via Leonino Gazzara al numero 46. Tutto questo per ringraziare ancora una volta gli sponsor della riunione di questo 10 settembre e per dare il benvenuto sul ring anche all'arbitro Marco Zanatta, il quale andrà a gestire l'incontro dei prossimi due atleti. Torniamo nell'età più piccolina perché entrambi sono nati nel 2005 e allora siamo pronti per andare a chiamare nuovamente dalla Mapuche Team all'angolo blu. Accogliamo con un grande applauso Tommaso Sturaro. Guarda che io quasi cambiato la mia non posso. E all'angolo rosso parte la bandiera dei colori. Questa sera ha bevuto metà del laghetto insieme a noi. E all'angolo rosso parte la bandiera dei colori della Mossa Vignasego, pronto a salire Giosuè Basso. Sono entrambi junior, combatteranno sulla distanza delle 3 riprese da 2 minuti, 3x2. Ovviamente ringraziamo e salutiamo ancora i nostri crono, noi Thomas Capuzzo e Gianni Ragazzi. Me l'hai visto tu? Pari, casomai, la terza, ma la tua terza. La tua, ascolta, se dovevi, sì, ma se dovevi vincere la terza, ma messo ci volato di tempo, anche con quel colpo lì avevo. Ascolta, ma da dilettante, qual è il Fanno pensare. Mi dicono che fanno le telecamere che fanno Sono andato al torneo nazionale e io perdo 2 round. Come sta procedendo la cena? Tutto bene? Facciamo un bel pollice, facciamo un bel like, come la pagina di Mattia Pessetti, anzi di Matti Pessetti, di Samuel Sartori. Mettiamo un sacco di like. Andiamo a chiamare al centro ring i 2 atleti che vi ricordo sono per la box Vignasego angolo rosso Giosuè Basso, per l'angolo blu Tommaso Sturaro per la Mapuche Team. Tutto è pronto per vivere i prossimi 6 minuti di box. Inizia la prima ripresa, 2 minuti. Tra i due altri che sta roba qua. Tra i due. Cosa stava a fare il match? Però mi dite. però devi fare, dai. Vabbè. Anche questi sono tutti match adesso belli equilibrati. Di match. Questo è Basso. Basso e Sturaro. A Masturaro non ce l'ha mai dato al giovanile. Basso l'abbiamo dato 2 volte. Piega il culo da pagaccio! Non l'ha neanche mai dato. Ragazzi, basta il culo! Via Maccalè.
Gabriel va a Venezuela. Non la faceva prendere. E anche il ritorno? Però tu non c'eri. Beh, maestro da rifare comunque la rivista per me. Però l'altro nuovo maestro, come sempre in caso, non mi ha messo la mano prima di aver detto, ho fatto un po' l'ignorante. No, tu detto no, Ho capito, ma ti sulla mano. Devi essere più convinto di quello che hai fatto. Tu sai che hai fatto un lavoro, Hai vinto lo stesso. hai visto? Questo è uguale, Mariana dopo. Ma sai che salami che porta Luca? Sai che come è stata questa in studio? Questa prima ripresa, questo poco, no? Ora, E questo è il gong che chiude la prima ripresa tra Giusto e Basso e Tommaso Scuraro. C'è il papà e la mamma. C'è il papà e la mamma dietro. Sono là. Vai a parlare con Edo. Devi non fare così. che sai cos'è? Che gli va sempre bene, che prende. E con Revolution Video, se non volete fare solo box, potete fare anche spinning, perché ovviamente vi vedo la musica giusta, perché sta per salire il ritmo, ma noi dovremo tra poco dire fuori i secondi. Ma vale Giuliano, Fuori i secondi. Voto uno che è perso, caga un pari perché vedi che è terzo che ha fatto cattività. Non se ne sta neanche una. Inizia la seconda ripresa. Magari se porta contro il colpi alla fine con tutti, perché sono stato schiaffo. Però no, l'ha comprato adesso quello della cittadella, cosa si chiama Tarollo. 16.000 Carollo. soldi dopo smonta si spagna il tocco, mamma mia. Lì passo per 9 sicuramente. Solo più piccolo passo per 7,5. Dai giù! È enorme. Nel libro comunque vedo molto diversi. Dai giù! Vai! Giovani si carità. Cose vediamo. Ecco che colpo! Contro Balso, se gioca meno sempre. Non basta. Vai giù! Tommy! Su con le mani! Vai Tommy! Dai! Dai! Dai Giosuè! Termina così la seconda ripresa tra questi due junior del 2005, giovani e come possiamo notare pieni di energia. Abbiamo scritto sta ricordo. Un minuto di pausa per ascoltare consigli dei loro tecnici, ovviamente Gabriele Valenzuela per quanto riguarda l'angolo blu, Sono stufato di giocare la domenica. Manuel Tacchetto per l'angolo rosso, ovviamente il Mapuche Team, il box allineato, La mattina su con lui. pronti per andare a vedere gli ultimi 2 minuti di questo terzo incontro. Crollo del 60-70%. Fuori i secondi. No, mio papà a posto, adesso anni. Sono contato giù.
Buoni mettere a posto. Ma era già, nel senso, stavo Inizia la terza e l'ultima ripresa. sento sempre che eravamo nel senso qualcuno che dicono troppo calci uno che sta stato. Hanno 2 anni fa c'è la vai! Abbiamo chiedato da mangiare, c'è le parti lì Domani mattina a Livorno Dai Giosuè! devo raccontare lì stasera. Fare a poi Mario. arriviamo direttamente da Livorno, per casa, poi te la doccia qua dal vedrito, poi te ne porto lì. 3. No, Maurizio che siamo con Maurizio. Ah sì, vedo che io? Beh no. Perché avevo marzo a Ok. ha fatto Vai! la vita qua, fatto fare Vai Giosuè! pietoso, studiare Che cavolo fai ora il salto? Salta in giro, devo essere strambo. Dai Giosuè, andiamo, via! Non è premio. Vai, Giosuè, tutto! Questo è il gong che chiude la terza e l'ultima ripresa tra Tommaso Sturaro e Giosuè Dasso, rispettivamente Mapuche Team e Box Armignasego. Sono stati solo 6 minuti, anche se abbiamo pensato fossero 24 più o meno, abbastanza intensi, abbastanza lunghi. E insomma, questi due ragazzi giovani non si sono certo risparmiati e hanno iniziato una bella avventura Però uomo rimane ragazzino. all'interno di questa meravigliosa nobile arte che è la box. Vengono consegnati i cartellini al commissario di riunione. Vengono chiamati al centro ring i due atleti. Scende la musica e questo terzo incontro viene vinto ai punti dall'angolo rosso Giosuè Dasso, Box Armignasego. Hanno messo le medaglie di ricordo di questa serata, di questa riunione, di questo 10 settembre. Anna, tu che sei la regista di tutto, va bene tutto? Funziona tutto così? Va bene? Abbiamo salutato abbastanza Samuel, no, perché è grosso. E se io non vorrei che semplicemente volessi sedersi sopra di me, che divento un budino, divento un frappè. Insomma, dimmi. No, questo lo dici perché vuoi lo sconto. No, scherzi a parte, ma grazie. Per me è un piacere poter, no, scherzi a parte davvero, è un vero piacere poter stare qui all'aria aperta, poter vivere insieme nuovamente quello che ci sembrava assolutamente normale e che poi per 2 anni invece ci hanno in qualche modo tolto, così per via di quello che è stato e quello che è questa malefica pandemia. Quindi insomma ben venga se possiamo, nel rispetto di tutte le regole, di tutte le protezioni, continuare a goderci queste serate dove rendiamo protagonisti in realtà sempre soltanto i pugili o le pugilesse. Siamo a metà del nostro cammino per questa serata, siamo a metà del cammino di questa serata, non lo dico casuale, siamo a metà, per cui sappiamo che alla metà di questa serata ci sarà qualcosa di speciale, a conclusione di questo
prossimo incontro, lo dico così perché la regia sia pronta a fare quel che deve. E allora siamo pronti per andare a chiamare nuovo sulla ring la Kidney 22 Sale. Ok, molto bene, allora abbiamo Rodian Rotaru, detto Radu più semplicemente. Allora grazie anche a te per essere arrivato. Buona serata. E siamo pronti perché sarai tu a gestire la forza di queste due ragazze che stanno per salire, sono entrambe elite. E allora siamo pronti per andare a chiamare, accompagnata da Giuliano Nardello, dalla New Verica all'angolo blu. Viene accolta dall'applauso dei presenti Marianna Mantovani. E lasciate che io esprima la mia contentezza nell'aver sentito davvero l'applauso. Questo fa la differenza quando si accoglie sul ring anche l'avversaria, perché in realtà porta bandiera dei colori di casa della Box Albignasego. All'angolo rosso pronta a salire Elena Congiu. Queste ragazze combatteranno sulla distanza olimpica delle 3 riprese da 3 minuti. Arbitra il signor Radu Rotaru. 9 minuti di pugilato per queste due giovani. L'altra con l'orecchio da destra, queste due ragazze che quest'anno festeggiano i 20 anni e che dopo essersi dedicate alla ginnastica artistica, al balletto classico e non so che cos'altro ci sia, in realtà hanno capito che la loro strada era quella tra le 16 corde e volevano far vedere come il pugilato, anche il pugilato femminile, abbia tutti i diritti di essere applaudito fortissimamente per i prossimi 9 minuti tra Marianna Mantovani, angolo blu, New Verica, ed Elena Congiu, Box Albignasego, angolo rosso. Tutto è pronto, scendono i maestri e andiamo con il gong che apre la prima ripresa. la blu. È una ragazzina con la... Dai Elena, vai! Devi sempre su con la mano, così lo bene. Dai brava, vai Elena! Tira a destra, portala sotto quando si Brava! Dai Elena! Dai Marianna! Dai Mari! Esatto. la scia, mancina la scia. Ecco lì, croce a sinistro! Dai Elena, vai! Mani dentro! Bravissima! Ancora, mettilo che parte! Dai Elena! Brava! Bravissima! No, io secondo me
In quella chiesa così mi sono Vamos Elena! Croce così! Dai Elena! Dai Marianna! Dai brava! Dai Elena, 10 secondi! Termina la prima ripresa tra Marianna Mantovani e Elena Congiu, guida di angolo blu e Bossa Ignasico angolo rosso. I primi 3 minuti se ne sono andati. c'era un principio ma poi quadrato. Quello che ti dico, Fuori i secondi. Inizia la seconda ripresa. Dai Marianna! Dai, forza Marianna! eccolo, brava! Esci sempre di quel pochettino! Tieni sulle mani, tieni sulle mani! Dai Elena! Brava! Destro, destro! Dammi il tempo, destro ancora, Davide! E sinistro, brava! Brava! Non più brava così! Passo passo! Non so che sono, ci sta quando si... Dai, stanca! Vai, vai! Dai Marianna, vai! Dai Marianna, dai! Dai Marianna! Elena, gambe, gambe! Dai, continua Elena! Spinte, dai! Eccolo! Brava, dai! Poi troppo! Vai Elena! Dai, cattiva! Destra, destra, ancora! Dai Marianna, forza, dai! Brava, continua! Dai Elena! Brava! Brava, sempre a destra! Brava! Poi troppo! Avvicinati! Oh! Sulle mani! Eccolo, vai! Avvicinati, Mariana! Poi troppo! Non regalare! Vai, vai, vai! Dai, sotto! Dai Marianna, dai! Dai Marianna, dai! Capisci, Mariana? Con le mani! Eccolo, vai! Destro cazzo, dai! Brava! Dai,
Termina con questo gong la seconda ripresa, secondi 3 minuti tra Marianna Mantovani ed Elena Congiu. Fuori i secondi. Inizia la terza ed ultima ripresa. Dai Marianna, vai! Aggressiva, ma fai così, dai! Anche sotto, anche sotto! Butta i piedi sotto, Elena! Sotto! Ecco l'ultimo! Così! Continua così! Maia, vai, fammi un selfie. Dai che è finito! Ma guarda che il primo che si vede la cara del zambo. Come viene? Come viene? Come viene? Davvero viene? Non venerdì. Ti porta allora? Non mi porta allora. Siamo federazione, non so che mettere verso no, ma non mi porta per prendere in pensione quel lavoro. Il presidente su qualcuno, Vai Elena! Fate la trasmissione adesso. È stupidaggine. Ginevra io ho visto la Ginevra, europeo, italiano, Tutto per lei. poi c'è anche l'assessore deve premiare lo l'assessore. Non ci basta le mani per la guardia per tutta la Dai Marianna! Dai Marianna, dai! Ancora, vai! Dai che è tuo, vai! no, per il problema Mariana. Vai Marianna, dai! Dai Marianna, Termina con questo gong e lascio che sia il vostro applauso a sovrastare la musica. Termina con questo gong la terza ed ultima ripresa tra Marianna Mantovani ed Elena Congiu. Questi 9 minuti tra queste due atlete ventenni davvero molto intenso, e questa dimostrazione, ennesima riprova e dimostrazione di come oggettivamente il pugilato femminile sia a tutti gli effetti entusiasmante, tanto quanto forse più, direbbe qualcuno, anche quello maschile. E tra poco allora alla lettura del verdetto andremo anche a dare alcune, come dire, particolari notizie ed informazioni. Andiamo a vedere qual è l'esito di questo verdetto. Il tutto in mano al commissario di Leone.
Gemma della Vedova. Allora siamo pronti per andare per accogliere con un grandissimo applauso questo verdetto di parità. Questo verdetto di parità che secondo me è il classico esempio in cui entrambi sono contenti, entrambi sono tristi, vuol dire che era proprio pari. E questo è il senso del pari, per cui poi andrete a scambiarvi, facciamo un mese a testa fino al prossimo incontro, perché una medaglia è d'oro, una medaglia d'argento, e quindi fino a quando... Aspetta un secondo Elena, non scendere, aspetta un secondo. Perché cambio microfono, lo dico per Revolution Video, vado a cambiare il microfono perché adesso facciamo una cosa duplice e questa è veramente una cosa, come si suol dire, super estemporanea, super estemporanea per un motivo molto semplice, cioè che, aspetta Manuel, aspetta che entri nel microfono, tu sei piccolo ma come tutti i piccoli, noi e te abbiamo la voce grossa, qualcosa di canto dobbiamo avere, no? Allora, aspetta che entro. E allora dicevo, Elena, c'è una cosa un po' particolare, perché è vero che questo è un verdetto che è finito in parità, ma è altrettanto vero che tu più o meno 4 mesi fa non facevi niente così, giusto? Allora vogliamo fare un applauso al Sartori Wellness Center, al nostro Samuel, ma più che a Samuel, che se avesse messo le mani addosso a te ti avrebbe distrutto. Vogliamo fare un applauso forte a Noemi. Dov'è Noemi? Naomi, come la Campbell. Ecco, e allora facciamo salire Naomi, scusami, mi avevano detto come la Campbell, no, più bella della Campbell, insomma, allora un applauso forte alla nostra terapista della Sartori Medical Wellness, evoluzione del benessere. Vi ricordo che non poteva Samuel essere ovviamente in altro posto, se non in Viale delle Olimpiadi. In Viale delle Olimpiadi a Maserà, quindi ringraziamo Naomi per l'impegno profuso nel recuperare la nostra atleta. Abbiamo visto comunque un buon incontro, siamo di buon livello. Grazie. Tutto bene, dai. E allora io vorrei estendere i complimenti anche a te per esserci nostro, come dire, anfitrione sponsor e darci questo spazio bellissimo. Complimenti davvero perché è un grande posto e quindi facciamo le fotografie di rito con questo sorriso che va sicuramente a stemperare, diciamo, ovviamente delusione per un verdetto che quando è pari, come dire, rende entrambi un po' tristi, ma a questo punto, visto che di box femminile abbiamo parlato, continuiamo e facciamo salire sul ring la nostra Anna, che per me è una regista fondamentale. Eccola, sì, sta salendo, sì, stai salendo tu, perché sei il bello della vostra ginnastica. Vuoi che ti chiamo Manuel Tacchetto? Ho capito, noi due? No, salutiamo anche Manuel Tacchetto che è pronto a salire. Manuel, sali per cortesia, perché è grazie a voi due che una piccola realtà, una piccola palestra, che poi tanto piccolo non è più, perché qualcuno si è messo di guzzo buono ed è pronto a salire il nostro, scusa se ti faccio lasciare la pizza a metà, ma sali il nostro Gregory per favore. No, non puoi, dopo. Però insomma è una piccola realtà, è una piccola palestra, è una piccola realtà, sta per dopo lo facciamo, se non c'è problema. Pianino, un cucciolino che quando ho conosciuto era alto 1,25 m, si sta facendo donna, quindi un sacco di successi. Allora io vorrei che ci fosse un grandissimo applauso, fortissimo applauso per la campionessa italiana 52 kg Junior 2021 Ginevra Benettazzo, nonché medaglia di bronzo agli Europlay in Georgia di Tbilisi. E siccome questo è grande affetto ovviamente da parte di tutti noi, ma esiste qualcosa di ufficiale e ti porto un altro bodyguard alto quasi come Samuel, perché accolgo con un grande applauso il vice presidente del comitato regionale Federazione Pugilistica Italiana, il signor Ilario Pinotti. Eccolo qui, un altro piccolino ovviamente del mondo della box che sta lontano, non c'è problema.
È un piacere e un onore, targato ovviamente il comitato regionale, poterti omaggiare non di una ma di 2 targhe che adesso ti verranno consegnate e fotografate dal nostro fotografo ufficiale, per cui vi ricordo del campionato italiano e del campionato europeo. Ancora un grande applauso per Ginevra Benettazzo e tutta la box a Vignasilo. La dimostrazione che il pugilato è una cosa che fa bene. No, hai vinto, non hai fatto niente, hai vinto. Questo per qualcuno non è entrato nel microfono, è stato un po' più educato. Grazie. Continuiamo allora in questa serata, siamo arrivati al giro di boa per quanto riguarda gli incontri, torniamo allora a vivere e a concentrarci rispetto a quelli che saranno i successivi 4 incontri che vedranno solo box maschile. Questa è la ragione per la quale abbiamo scelto di anticipare alla metà della riunione la premiazione ancora per la piccola e bravissima Ginevra, campionessa italiana vi ricordo, e medaglia di bronzo europeo in Georgia, Tbilisi. Dunque vi dicevo, pronti a questo punto per... Ringraziamo ancora i ragazzi che stanno procedendo con la significazione, pronti per vivere il quinto incontro che sarà arbitrato da Marco Zanatta e che vedrà contrapposti. Porta bandiera dei colori della New America all'angolo blu. È pronto a fare il suo ingresso Edoardo Pagliarusco. Edoardo Pagliarusco, angolo blu, New America. E all'angolo rosso, porta bandiera dei colori della box Vignasilo. Entrambi i ragazzi sono entrambi i ragazzi sono del 2003, per cui giovanissimi e quindi sicuramente irruenti. La musica è finita, gli amici se ne vanno e Sanremo ritornerà. Però dicevo appunto che entrambi i ragazzi sono molto giovani e ovviamente hanno un po' la testa in mezzo ai pezzetti, giusto? Per cui noi non possiamo far seguire gli atleti se non ci sono i paramenti completi, per cui quando in qualche modo esiste il pezzetto poi esiste anche la conchiglia, perché non esiste. Eccoci, ci siamo. Da questa sera sarà palle d'acciaio, pronti a chiamare allora all'angolo rosso, porta bandiera di colore, Mazza Vignasilo, Lorenzo Patanè. Entrambi sono youth, vengono chiamati ora al centro ring per ritrovare la concentrazione per i prossimi 9 minuti. Combatteranno sulla distanza delle 3 riprese da 3 minuti. Arbitro il signor Marco Zanatta. Mi sembra di poter dire che non ci sarà bisogno di chiamare il tifo perché tutti vanno per la prima ripresa. Vai Edoardo! Aspetta.
la mandi alla Chiara. C'è il numero della Chiara? Senti Carope. Io adesso lascerei la box per seguire mia figlia per pole dance. Ma viene qua a Rovigo con scuola? No, Vicenza. Madonna, no, ma Più avanti anche, 20 km più avanti. sai cos'è Paola? Vai Edo! Ma me l'ha detto che abbia bisogno di un paesino di È che io sono 30 km da Romea. Tu sei da Romea, ma non ricordi? Vai a visitare l'isola di Porto Toledo. C'è la prima, c'è la bombola rosa, la ospite rosa. Adesso perché si fermava in agosto. Vai patat! Viene in Calabria sto anno. In Calabria. E là in Viene in Andate in Calabria. Calabria, ha fatto 3000 km. Quanto mandato? Vai Edo, dai, forza! Perché non sto di Palermo, sto favi? Farai amare, andavi a colazione perché ho fatto provare le cotte, le cose queste, no? Pranzo, perché sono le 4 e la gente stavano fuori, male. Bravo Edo, dai! Fatto il fegato però, Bravo! Ne sai uno, vai! Ah, dopo devo passare agonista. Una vittoria. Pochi match da Voi altri avete il professionista? Vai Edo! Tu in faccia. Ha detto non voglio più cadere No, gli togli il pezzo veramente. ha detto se dai Edo! Dai Edo, dai! Dopo questo Termina la prima ripresa tra Edoardo Pagliarusso e Lorenzo Patanè, rispettivamente New America angolo blu e Boxer Minesio angolo rosso. Fuori i secondi. gli ha pagato tuo fratello non con lui, gli chiedi al maestro di fare una trasformazione. Ha inizio la seconda ripresa. Vai pata! Anche perché ascolta, soldi non ne prendi. Spacca le mani, fa le figure e Facciamo Adesso! dai Edo! perché poi loro superavano. Abita lì a Vicenza. Dai Edo! Perché sei non puoi fumare da 60, non farei male. E lui sì, si mangiava 2 pizze e era stanco ogni volta che si andava, tornava a prendere. Dai Edo! Dai Edo! Era mi sono veramente e dopo hai capito, ho preferito mi davo 100 euro,
e deve fare 2 match per farne uno. Dai Edo! Dai Edo, dai, dai! Io chi ha deciso di andare recuperato perché gli ha promesso 10 minuti. Samir? Io vado qui. Dai Edoardo! No, ma poi. Io non parlo più con quelli. Ascolta, quando ha fatto dai, non può andare, fai da sul ring, dai, meglio per terra, hai chiuso la sua ci ne ero stato portarlo a casa. Poi, ma poi, Franco con il kit. Dai Edo! Dai Edo, dai! Guarda, Matano, l'ho fatto ammazzare 3 volte, lui che diceva che Matano avanti con me. Dai Edo! Ilario sta che tanto Matano, fatto guaio con mia pancia. Ah, su quel lato lì. Pesca Pata! Guarda solo i suoi interessi. Mario, Dai Questo Edoardo! gong che chiude la seconda ripresa. Edoardo Pagliarusso e Lorenzo Patanelli. l'anno scorso ha fatto un video italiano, non so se io ero commissario, alla fine ci va a mangiare, poi che dica, ma io ne ho fatti 10, a lui fa piacere migliaia, chiedi alla chiara, paese mio, Fuori in secondi, andiamo a vivere insieme gli ultimi 3 minuti di questo quinto incontro. Fuori in secondi. Inizia la terza, e l'ultima ripresa. lui per conto suo Dai Edoardo! Dai Edoardo! Cattivo Pata! anche a fronte sa che non ha fare ciao Ciao, ciao! Dai Edoardo, vai! Pata, concentrato! Si la distanza, bravo! Dai, che è finita, basta! Dai Edoardo! abbiamo dei manager poverini uno e l'altro sai perché non pensare no sono dei pancai per Dai Edoardo! Dai, non volare! Dai Edoardo, dai! Dai Pata! Dai Edoardo! Vai! rientrate voi altri dopo da me dopo rientrate anche voi perché siete Io c'ho un altro match. Sì, andiamo. Sì, ma perché sei gente? Dai, Pata!
Poi anche i nostri, ma scusate, i nostri Green Pass, Siete a Borgorico sabato? Siete a Borgorico sabato? Vieni sulle mani, sulla testa, Vieni stappata! Vai Patta! Dai Edoardo, dai! Ed è questo il gong che chiude ufficialmente la terza ed ultima ripresa tra Edoardo Pagliarusso e Lorenzo Patanelli, rispettivamente. Giù Bellica, angolo blu, Boxer di Naseo, angolo rosso. Entrambi i ragazzi del 2003, categoria Youth, 58 kg la bilancia, e ora sarà un bel momento capire quale sarà il verdetto, ma in ogni caso sarà anche bello sapere che questa serata, questo 10 settembre, venire 21 fino a Marchi Bessetti, in questa ST così particolare, così bella, così davvero super location, con questa organizzazione. È stata veramente una bella occasione per stare insieme e siamo soltanto al quinto degli 8 incontri, e quindi andiamo ad ascoltare quello che è il verdetto per quanto riguarda questo quinto incontro. Vengono chiamati al centro ring i due atleti e questo quinto incontro viene vinto ai punti dall'angolo rosso Lorenzo Patanelli. Ufficialmente da questa sera di Iron Ball, e chi vuol capire capisce, perché la prossima volta non si dimenticherà la conchiglia prima di salire sul ring. Andiamo a salutare allora il buon Marco Zanatta, grazie per aver condotto anche questo incontro, e soprattutto andiamo a salutare, perché mi hanno detto essere prese le medaglie Patanelli Lorenzo sul ring. Lorenzo ormai è già in fase super festeggiamento. Allora volevo ringraziare, se possibile, l'abbiamo salutato prima perché ovviamente c'è stato il patrocinio e quindi siamo particolarmente contenti di poterlo salutare, e ringraziare il sindaco del comune di Terrassa Padovana, il signor Modesto Lazzarin, che, come giustamente ricorda il buon Samuel Sartori, per essere sempre al fianco delle realtà sportive del territorio. E quindi io vorrei, se possibile, a breve avere ok, perfetto, allora io ti consegno, visto che sarai tu a portare la targa, e allora vorrei accogliere sul ring, che è stato nel frattempo pulito e disinfettato, con un grande applauso proprio il sindaco di Terrassa Padovana, ecco il signor Modesto Lazzarin. L'applauso di tutti i presenti, grazie. Ovviamente possiamo mettere anche un leggero sottofondo musicale. Eccoci, e allora, come detto, ti passo il microfono. No, non serve, però serve sicuramente andare a guardare verso la fotocamera, perché questo sì. Allora, grazie al sindaco davvero, ovviamente grazie a Samuel e ad Anna per questa organizzazione di questa serata, in questo 10 settembre qui a Terrassa Padovana. Ecco, fotografie su fotografie, giustamente. Grazie davvero signor Sindaco, e noi possiamo procedere con il sesto incontro in programma questa sera, incontro che vedrà contrapposti due atleti un po' più pesanti rispetto a quello che abbiamo visto fino ad ora, perché andiamo nella categoria dei 75 kg. Sale l'arbitro Rodian Rotaru, detto semplicemente Radu, e dunque andiamo a chiamare portabandiera dei colori della Cubalox con il maestro Jesus Solano all'angolo blu, dal nome bellissimo Enrico Manfron. Applauso per Enrico Manfron all'angolo blu Cubalox. E all'angolo rosso, accompagnato dal maestro Giuliano Nardello, nella New America sale Francesco Visentin. Che sei nato in Cuba, dai.
Sono noi altri. 3 riprese da 3 minuti. Forza Francesco! Arbitra il signor Radu Rotaro. Stasera Vengono chiamati al centro ring i due atleti non appena verrà completato il controllo dei parametri delle proporzioni. Nel frattempo vedo che il primo, il secondo e il dolce se ne sono già andati. Mi raccomando, tenete anche una galletta per noi poveri operatori di questa serata, una gallettina di riso anche per noi, non mangiatevi tutto, mi raccomando. Vengono chiamati al centro ring i due atleti in modo tale da velocizzare le operazioni di questa serata che con 8 incontri sta diventando le 21:44 in questo momento. E tutto è pronto dunque per far scendere i maestri e andare ad ascoltare il gong che apre la prima ripresa. Vai Enrico! Tu! Lavora! Muovi troppo, A un quarto d'ora, 20 minuti. ecco! Dove ancora? Fate fuori a parlare con Selve. Con Selve è sempre Vai, 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 Tienilo lì, vai Enrico! Tu Enrico! Tu! Assolutamente d'accordo. lavorarci sotto! Guarda! Vai! Sì, bravo Enrico, tienilo! Vai! Più forte! Vai! Vai col jab, tienilo lontano! Tienilo lontano! Col jab, vai col jab Enrico! 1, 2! Dai! Vai Enrico, tu! Parti! Vai col montante! 4, vai! 4, sì, ancora! Di più Enrico! Più forte! Sì! Sì! Sì, ancora! Tienilo lì! Vai Enrico! Sì! Via, fermati! Oh! Forte! Dai, Sì! Vai Enrico! Sì! Vai! Dai Francesco, dai! Vai! Oh! No, non andare! Viene lui! Tienilo lì all'angolo! Vai! Vai, tu 10 Enrico! 10! 10! 5! Forte! Sì! Termina la prima ripresa tra Francesco Visentin ed Enrico Manfron e visto che non c'è un portabandiera dei colori di casa facciamolo forte l'applauso, giusto? Perché così potete essere in par condicio completa, qui potete tranquillamente fare il tifo per l'uno o per l'altro senza offendere i colori di casa e quindi prima ripresa i primi 3 minuti se ne sono andati.
Poi i secondi. Vai Enrico! Vai Enrico, Vai! Sì! Eccolo! Bravo, vai! Vai, vai, su! Vai Enrico! Tu, bravo! Tu, sì, parte! Vai Enrico, c'è! Sì, neanche 200 metri io lo so, tiri a destra, ma un chilometro, e io sono qua che Non capisco.